Buonasera a tutti, benvenuti all'Ateneo Veneto. Come sapete, a me piace, dare la benedizione iniziale ai nostri corsi, che sono tantissimi. Ho fatto il conto per l'inaugurazione dell'anno accademico, abbiamo 11 corsi in Ateneo, oltre a tutte le altre cose che facciamo. E quello di geografia è, uno tra i più recenti. E quando Carlo Rubini all'inizio della mia presidenza è venuto a propormi un corso di geografia politica, ho subito detto di sì, perché secondo me la geografia è una materia, è un argomento che, nonostante l'importanza che ha, viene negletto. Mi dicono anche che nelle scuole sia una materia che adesso o non viene insegnata o viene insegnata molto meno, quando invece è la materia che ci dà l'idea del mondo. E come ha detto, ne discutevamo prima con il mio amico Camillo Tonini, chi ha nozioni di geografia, chi possiede la geografia, ha un potere in più, che a volte è un potere usato male, usato per scopi bellici, per scopi militari. Molto spesso è usato bene, per scambi, per intessere rapporti. E quindi più conoscenze abbiamo di geografia, più siamo consapevoli anche del nostro essere. Quindi ringrazio Moro e Rubini per aver dato corso a questo corso. Scusate il bisticcio di parole. Si parlerà di rotte adriatiche. Io devo dire che sorrido sempre ogni volta che guardo le carte geografiche in cui il mare Adriatico è definito Golfo di Venezia, con la G che parte da Venezia e la A finale che arriva a Bari. Segno, della potenza di Venezia e anche un po' della sua presunzione. Quindi grazie, buon inizio di corso e buon ciclo di corso. Grazie Antonella. Appunto il Carlo Rubini della Locandinas, per chi non mi conosce, sono io. Qua a mio fianco Federico Moro, storico sicuramente, membro della Società Italiana di Storia Militare, quindi studioso di strategie politiche. E da lui aspettatevi l'intervento con la L maiuscola. Io mi ritaglio un'introduzione al ciclo e una piccola introduzione geografica. Spero di stare nei 30 minuti, semmai dal pubblico mi fate segnalini di tagliare e taglio, in qualsiasi momento si può tagliare. È il terzo anno consecutivo di questo ciclo che è stato battezzato Geografia Ateneo, giocando sulla A finale e iniziale di Ateneo, e devo dire il primo anno ci sono state 3 lezioni importanti su tematiche di geografia la più varia, con una Lectio Magistralis di Franco Farinelli, che è uno dei più grandi geografi italiani, che ha cercato di sottolineare l'importanza di una nuova geografia. E quindi in qualche modo si sottolinea anche il ruolo che può svolgere, Antonella l'ha già in qualche modo enunciato, il ruolo che può svolgere questa disciplina, il contributo che può dare alla conoscenza, al sapere e alla scienza stessa. Ora però qua si parla di geografia politica, qua ragazzi si va sul più difficile, nel senso che non so quanto sia pane per i geografi. Devo dire che è più pane per storici che sanno di geografia, oppure per politologi che sanno di geografia, e devo anche dire che di questi tempi, insomma, la geografia politica è diventata uno sport nazionale con quello che sta accadendo in giro, di tutto e di più, per cui anche riportarla a un certo rigore credo non sia inutile. Poi dopo tutto questo sfocerà su un discorso sulla portualità, e qui siamo sul campo della geografia, in qualche modo geografia economica, vedete quante branche ci sono. E a proposito di questo, visto che ho un ruolo anche di presentatore, dico subito, l'avete letto, le relatrici e il relatore che ci saranno negli appuntamenti successivi
Antonella Scardino fa parte è segretaria, dico giusto, dell'autorità portuale, generale dell'autorità portuale, quindi un gradino sotto il capo supremo, quindi importante. In secondo appuntamento Anna Carnielli del Propeller, che è il club, associazione degli operatori portuali, e Francesco Zampieri è docente tiene l'Istituto di Studi Militari, che ha sede qua all'Arsenale, quindi vedete, insomma, dalla geografia politica si passa alla geografia economica e naturalmente all'attualità, perché è anche un'introduzione all'attualità. Però io mi ritaglio questo piccolo contesto geografico e aspettatevi una lezione un po' scolastica, una serie di osservazioni un po' scolastiche, tanto per immettere, per presentare questo signore liquido che è l'Adriatico. Intanto devo dire che in qualche modo vorrei superare un po' quello che è stata un po' la storia della geografia nell'Ottocento, cioè una visione eccessivamente deterministica, per cui a un determinato contesto geografico, questo era un po' nella convinzione, ma era un po' la scuola positivista, corrisponde poi una condizione favorevole o sfavorevole degli eventi storico-politici. Non è sempre così, voglio dire, l'Ottocento aveva questa impostazione, nel Novecento, cito per esempio Vidal de la Brache, che è stato un grande geografo, che si è un po' opposto a questa visione deterministica. Per determinismo poi si fa presto, io penso sempre, così sembra una banalità, no? Al Giappone, territorio che dal punto di vista geografico tutto montuoso, vulcani, terremoti, sismicità, eppure è il Giappone che conosciamo. Non so come se la passa adesso, ma sicuramente la mia generazione è cresciuta con questo cavallo rampante economico, pur in una condizione geografica non certo isolato, non certo favorevole. Infatti Vidal de la Blache si oppone a questo determinismo geografico, che era un po' della scuola ottocentesca, più che di von Humboldt, soprattutto di Ratzel, e immette la scuola del possibilismo, cioè anche l'intervento umano a determinate condizioni conta molto, quindi la politica, ma non solo. Quindi a determinate condizioni geografiche possono scaturire scenari diversi. D'altra parte anche nella scuola dell'Adriatico questo lo si può vedere, perché favori e sfavori si bilanciano. Ecco, tra l'altro, citando tutti questi nomi, mi viene in mente che negli anni successivi, per esempio, visto che forse il prossimo anno avremo soltanto una data a disposizione, non sarebbe inutile citare questi grandi nomi della scuola geografica, perché sono ignoti al grande pubblico, molto di più degli storici, no? Ma vediamo un attimo questo mare di cui poi si parlerà appunto come soggetto e oggetto della conferenza. Elemento di forza il mare Adriatico? Lo vedremo, però prima di parlare di questo mare vorrei un attimo raccontarvi qualche aneddoto sul mare che lo contiene, perché effettivamente è un caso abbastanza unico, cioè se voi guardate la massa del planisfero, voi vedete che tutto sommato i continenti sono delle masse compatte, con pochissime sfilacciature, i mari interni sono rari, ce ne sono naturalmente. Per mari interni si intende appunto qualcosa come il mar Mediterraneo, ma così profondi e articolati non ce ne sono, è veramente un unicum. Io ho tracciato questa retta che traccia dallo Stretto di Gibilterra 3.700 chilometri fino alle coste del Libano, e effettivamente una profondità del genere è abbastanza rara. C'è una ragione naturalmente, perché voi sapete che sono tutte cose che si leggono sui libri, anche io faccio il divulgatore geografico più che il geografo, per cui non dico nessuna novità, no? Nel balletto della tettonica delle placche, della deriva dei continenti, ho voluto proporre, ecco, esattamente, le masse che si sono spostate. Voi vedete, parliamo di decine e centinaia di milioni d'anni, la Pangea addirittura è datata circa
600 milioni d'anni, la massa unica continentale. Come cominciano a staccarsi, c'è un grande golfo che si chiamava, i paleogeografi poi l'hanno chiamato Tetide, e in fondo, eccolo qua, che si insinuava, in tutto sommato nel balletto successivo di tutti gli spostamenti, poi alla fine il Mediterraneo è in qualche modo un relitto di questo caleidoscopio che si muove, e quindi che ha anche una sua casualità, non è che c'è una regola fissa di come queste cose sono avvenute, per cui alla fine si è ritrovato in questa condizione. Però è abbastanza curioso, per esempio, osservare che ad un certo punto, in epoche molto recenti della storia della Terra, fosse chiuso completamente all'Oceano Atlantico. Cioè c'è stata una fase per cui il balletto delle zolle e delle placche ad un certo punto si è suturato. Anch'io ho appreso, ve la do come l'ho appresa io a mia volta, voglio dire, nel senso che anch'io mi sono stupito quando l'ho preso per la prima volta, perché è rimasto isolato. Poi vedete che tutto sommato la Tetide aveva lasciato questi residui che poi sono il Caspio e il Mar Nero, e in una certa fase addirittura è stato soggetto a essiccazione, a fortissima evaporazione, una fase molto calda. Non sono un negazionista climatico, sia chiaro, che oggi è diventata un'etichetta infamante, però non è un mistero per nessuno che fasi calde, fasi fredde, molto fredde si sono alternate, e ad un certo punto c'è stato un forte disseccamento con laghi e stagni residui, e ad un certo punto, ma parliamo di 7 milioni di anni fa, quindi un batter di ciglia, voglio dire, nel contesto della storia della Terra, ad un certo punto il balletto delle zolle ha aperto lo stretto di Gibilterra, e una cascata che deve essere andata avanti per migliaia d'anni per il sistema dei vasi comunicanti ha semplicemente riempito questo lago. Questa è un po' una curiosità, non immette nulla, però ripeto, è veramente singolare la formazione di questo mare. E andiamo un po' a raccontare invece quello che è il nostro Adriatico, che è un unicum a sua volta, perché è un mare interno di un mare interno, un lago di un lago, si potrebbe dire uno stagno di un lago, più che un lago, perché è effettivamente un mare che è stato con una piattaforma continentale che occupa quasi la metà di tutto il suo svolgimento. E vorrei farvi vedere che e qua parliamo in epoche in cui c'è già abbondantemente l'uomo, siamo nell'ultima era glaciale, quindi parliamo di già l'Homo sapiens in contemporanea col Neanderthal, e l'ultima glaciazione aveva fatto abbassare il livello del mare non più di 100 metri, 120, 100 metri. Ovviamente il gioco delle glaciazioni alza e abbassa il livello del mare. Vedete subito che la pianura padana, la Gran Bretagna attaccata direttamente all'Europa, e la pianura padana assolutamente più estesa, e qua lo si vede meglio, il che dimostra che sostanzialmente l'Adriatico è una vasta piattaforma continentale. Per piattaforma continentale intendo semplicemente, nelle scuole di geografia si insegna che è la prosecuzione del continente della linea di costa sommersa. Tutti noi, insomma, andando in spiaggia da bambini rimanevamo stupiti del fatto che prima di non toccare, di arrivare ai 2 metri, bisognava fare 100-120 metri, insomma, ed è la prosecuzione della linea di costa. Quindi un mare, io ci tengo un po' a sottolineare questo, perché dimostra un po' la continentalità. Poi naturalmente con lo scioglimento delle masse glaciali, la glaciazione di Würm si conclude all'incirca 10.000 anni or sono, quindi alle soglie del Neolitico. Il livello del mare si riassesta nella linea di costa attuale con tutta una serie di vai e vieni molto complesso, e questo mare, quindi, che ha questa natura così singolare, poi dopo fate conto che siamo all'altezza, Pescara si trova qui, quindi sostanzialmente la pianura padana si estendeva fino all'altezza di Pescara, fino a
il picco glaciale si ha intorno ai 15.000 anni or sono. E dopo c'è effettivamente una fossa, perché poi il Mediterraneo è anche pieno di fosse, c'è una fossa tirrenica, una fossa adriatica, che sono l'effetto della subduzione delle zolle, ma qua non la voglio fare troppo lunga. Siamo allo scontro tra due placche pur sempre, quindi la sismicità è un altro di quegli effetti che sono, come dire, conseguenti. Quindi un mare interno profondo scusate, poco profondo almeno per la metà. Questo è anche stato un punto di forza, un punto di debolezza. Qua bisognerebbe analizzare l'uno e l'altro, ma per esempio, questo vabbè, conta fino a un certo punto, l'Adriatico è il mare più pescoso in assoluto del Mediterraneo, 1/4 del pescato mediterraneo è adriatico. Lo si spiega anche con i bassi fondali favoriscono la pesca, ma anche, e vengo anche a una cosa che tengo a sottolineare, con la sua continentalità. È il più continentale dei mari interni e quindi è anche il più freddo. Questa imprinting in qualche modo continentale lo porta, voi sapete il freddo in qualche modo, la temperatura più bassa favorisce, per tutto un gioco di ossigenazioni, favorisce la pesca. Poi di queste statistiche è inutile gloriarsi troppo, perché poi il mare Adriatico è anche il più inquinato di tutto il Mediterraneo. Non ci sono in tutta Europa aree che abbiano alle spalle 25-30 milioni di abitanti, 25 milioni di abitanti come ha l'Alto Adriatico, e questo solo che è la metà della popolazione italiana, ma soprattutto 3/4 della produttività industriale che c'è in Italia. Però questa come dire, duplicità, questa continentalità, che poi a mio avviso è stato un elemento di forza, lo si può vedere in tanti altri fattori. Per esempio, il Mediterraneo è suscettibile a due venti che noi conosciamo benissimo, ovviamente. Uno lo condividiamo anche col Tirreno. Lo scirocco ci porta a quello fastidioso caldo umido che tutti conosciamo. Arriva anche in Liguria, a Genova la chiamano la macaia, cioè proprio il fastidio di questo vento che è ancora più umido, forse perché si carica ancora di più maggiore umidità. Quindi c'è un'influenza mediterranea sull'Adriatico, però è anche vero che c'è un'influenza del tutto continentale che è assente nel Tirreno. Il Tirreno c'ha il Mistral, che è un vento freddo, meno secco della Bora, arriva fino in Sardegna, scompagina il Golfo del Leone, ma una continentalità come la Bora è difficile rimarcarla in altri mari del Mediterraneo. Arriva a Trieste secca come una fucilata, arriva a Venezia e come, ma arriva fino a Ancona. Non la chiamano più Bora in realtà, ma quando arriva sulle coste pugliesi la temperatura si abbassa improvvisamente di 10-12 gradi. Quindi una continentalità marcata ed espressa anche in questo qua, solo per il gusto della statistica, conta fino ad un certo punto. Il Golfo di Venezia oggi nei repertori geografici effettivamente è ritirato soltanto a nord, il Golfo di Venezia, chiamano anche Golfo di Trieste il golfetto ritagliato davanti a Trieste. Comunque il Golfo di Venezia è l'unica parte di tutto il Mediterraneo a superare il 45° parallelo. Voi direte, beh, vabbè, notazione per la statistica. Passa per il delta del Po. Se andate a Boccasette sul Po di Maistra c'è un bel cartello con scritto 45° parallelo. Io lo faccio notare alle persone che accompagno, rimangono abbastanza indifferenti, devo dire, soltanto che al pallino della geografia gli sembra una cosa interessante, ma qualcosa vuol dire, visto che il 45° parallelo è a 10.000 chilometri dall'equatore e 10.000 chilometri dal Polo Nord. Siamo un po' più vicini al Polo Nord. Anche questo è una testimonianza della continentalità, come il fatto che tutto sommato a Monfalcone c'è una targa, non sono riuscito a trovare una bella fotografia, che ha scritto, congegnato l'Associazione Insegnanti di Geografia, dove c'è la latitudine di Monfalcone 45-48 nord, ed è il punto più settentrionale di tutto il Mediterraneo. Per dire, è la stessa latitudine di città che vengono considerate continentali come Zagabria e Lione. E quindi questo dà l'imprinting di quanto profonda sia questa
strada liquida, ma in qualche modo si potrebbe dire anche autostrada liquida se pensiamo un po' ai giorni nostri. Altra cosa poi, tra l'altro, sempre per il gusto statistico, l'ascella, vengono chiamate anche ascelle, ho scoperto, come queste due arcuate della penisola italiana. La linea dritta che va da Trieste a Odessa sarebbe l'istmo, che non è un istmo, ma insomma l'istmo teorico della penisola balcanica in qualche modo. Però a me è più interessante invece stabilire il fatto che c'è un altro istmo che va verso nord e che fa Trieste Lubecca, che in qualche modo è un piccolo restringimento. Qua non ho modo di farlo vedere, ma immaginatevelo, sono poco più di 1000 chilometri, quasi poco più della lunghezza dell'Adriatico, che in qualche modo separa l'Europa occidentale dal corpo più massiccio della continentalità europea. In qualche modo ripercorre la stessa via dell'Ambra, che tutto sommato che si spingeva un po' nel Baltico, un po' più a est, ma tutto sommato ripercorre in qualche modo quest'istmo. Questo per dire quanto profonda sia questa ingolfatura così singolare. E ultima cosa, se me ne resta il tempo, credo di sì, si possono dire alcune cose sui due lati delle coste, perché tutti noi abbiamo frequentato la Dalmazia, i veneziani ci sono andati tanto, si va in barca a vela, l'Istria, la conosciamo, poi l'impronta veneziana. Apparentemente sono due coste molto diverse, però devo dire che tutto sommato anche le Alpi Dinariche e il Peloponneso portano un po' l'aria di casa. Cosa sono? Non sono altro che la prosecuzione di questa enorme massa calcarica che è tutta la fascia prealpina, la roccia bianca calcarica, quella che poi è anche la pietra d'Istria, in qualche modo continua con questa enorme fascia che si conclude sulla punta del Peloponneso. Sono diverse, certamente. Questi valloni e questo sfrangiamento, per esempio, è una cosa singolare. Anche queste sono cose che si studiano sui libri di geografia. In Dalmazia li chiamano valloni, in Galizia li chiamano rias, in Norvegia sono i fiordi. Hanno una situazione simile, non la faccio lunga, sostanzialmente anche qui dopo lo scioglimento glaciale, insinuazioni di valli fluviali col livello del mare che si è alzato e anche fenomeni di subsidenza hanno dato questa sfrangiatura, sono simili ai fiordi soltanto che si allineano in senso orizzontali, quasi paralleli alla costa. In molti casi le incoronate per esempio e le isole del Quarnaro altro non sono che isolamenti dopo l'innalzamento del livello del mare. Devo dire che poi, richiamando alla storia, questo tipo di coste, molto spesso il cabotaggio che si faceva nel passato, poi ce ne parlerà penso Federico, percorreva molto il lato orientale, anche proprio per questi ripari continui. Le coste, i movimenti del mare in Adriatico hanno un movimento antiorario sostanzialmente, cioè salgono lungo la Dalmazia e scendono verso la penisola italiana, con un senso sostanzialmente antiorario. Probabilmente anche questo favoriva la navigazione, evidentemente. Dopo alla fine attraversavano, anche per arrivare a Venezia. Poi Venezia si preoccupava di questi anfratti, perché poi molta pirateria si ingolfava da queste parti, si nascondeva da queste parti. Quando ha voluto farla finita con questa storia, ha cominciato a conquistarsi queste isole e queste coste. E l'alta costa adriatica la conosciamo bene, la costa delle lagune, delle paludi. Tenete presente che noi conosciamo la laguna di Venezia, ma tutta la costa adriatica, da Monfalcone fino a quasi a Rimini, era tutta una consecuzione continua di lagune litoranee, interrotta dai rami del Tizi, dei fiumi, e quindi non solo lagunosa, ma con una enorme area paludosa che si spingeva all'interno per almeno 100-150 km fino a Mantova sostanzialmente.
è anche una delle ragioni per cui Venezia se n'è stata a fare i fatti suoi a lungo riparata da questa situazione. Tenete presente che tra le paludi e le lagune litoranee non c'era una demarcazione, i cippi di confine come ci sono adesso, era una sostanziale, graduale osmosi sostanzialmente in continuità. E il tipo di coste che conosciamo, punto di forza evidentemente per Venezia. So che c'è stata una guerra alla fine del 300 dove i genovesi, cattivoni, si sono detto adesso la facciamo finita con Venezia, ultimi decenni del 300, entrano in laguna Chioggia e rimangono impantanati nei fondali, perché è una cosa nota, ma voglio dire, quindi evidentemente è anche stato questo tipo di costa che così apparentemente sfavorevole è stato anche un elemento di forza. Le coste litoranee non sono apparentemente montuose, ma in realtà non sono molte diverse, perché tenete presente che lungo le Marche e l'Abruzzo, alla foce di ogni fiume che sfociava, c'erano paludi sostanzialmente. Tanto è vero che tutte le strade litoranee fino all'inizio dell'Ottocento passavano all'interno. Se voi guardate nelle Marche e nell'Abruzzo, tutti i centri storici più importanti sono arretrati rispetto alla linea di costa, anche perché evidentemente, a parte il caso di Ancona, perché c'è il Conero, ma in generale appunto anche alle foci dei vari Metauro, Pescara eccetera, c'erano piccoli stagni, paludi, difficoltà di attracco. E direi di aver concluso con questa introduzione geografica. Avete capito, ho fatto proprio una lezione scolastica, se ne potrebbero dire tante altre di queste particolarità. Voglio soltanto anticipare il fatto che evidentemente questo mare così continentale, in questo ciclo si vuole così sottolineare come sia effettivamente un punto di forza, e uno potrebbe, per la portualità evidentemente, tenete presente che si arriva uno potrebbe obiettare che le Alpi sono una barriera, no? Una barriera, e quindi questa autostrada liquida trova questo sbarramento. Però considerate che tutti i passi alpini a est sono bassi, il Carso a 600 metri, Tarvisio, Camporosso 800, il Brennero che è il più alto a 1300. Nelle Alpi occidentali ci sono i vali che hanno 1000-1500 metri di più, tanto è vero che nell'Ottocento hanno dovuto fare dei trafori per collegare il triangolo di sviluppo al resto dell'Europa. Quindi tutto sommato la bocca dell'Adriatico ha una possibilità anche di comunicazioni col centro dell'Europa e con quella Baviera, per esempio, che sta diventando l'area più ricca della Germania. Anche in Germania c'è stata una sostituzione, voglio dire. Le vecchie aree industriali della Ruhr hanno ceduto il passo al sud. No, in Germania hanno sempre considerato il sud, la Baviera, una regione contadina, anche folcloristicamente parlando, ma adesso è invece alla leadership economica. E poi soprattutto una cosa che bisogna considerare, il vecchio triangolo industriale ha ceduto il passo. È una considerazione che ha fatto la CGA di Mestre, l'ufficio studi, che si sapeva da tempo, ma per la prima volta il PIL all'avanguardia in Italia ha ceduto il passo all'antico triangolo industriale Milano-Torino, Milano-Genova-Torino al triangolo Milano-Bologna-Venezia. E questo noi che ci piangiamo tanto addosso, no? A Venezia siamo abituati, dovremmo renderci conto che al di là della nostra isoletta, ma insomma siamo al vertice di un'area economica con tutti i problemi che naturalmente questa cosa si trascina, o forse, se vogliamo, di un pentagono, perché se vogliamo metterci nel PIL, nella considerazione di questa analisi, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia stanno bene in questa compagnia e noi siamo appunto in questo snodo. Io avrei concluso, spero di aver creato un quadro sufficientemente, così come dire, sufficientemente analitico per poter poi dire delle cose. Grazie. A te. Posso sedermi? Sì, ti cedo. Beh, direi che il quadro è stato assolutamente esauriente e
significativo. Quadro assolutamente esauriente e significativo. Adesso recuperiamo il nuovo PowerPoint e invece esamineremo quello che io ho chiamato le costanti di lungo periodo, l'Adriatico degli antichi. Carlo Rubini è stato molto dettagliato e ha anticipato alcuni aspetti che sono essenziali per comprendere. Eccoci qua. Quando parliamo dell'Adriatico degli antichi parliamo di una vicenda che normalmente non è molto compresa nella sua importanza. Questo lo si deve a svariate ragioni, una delle quali è la sottovalutazione della dimensione, della dimensione adriatica rispetto a quella tirrenica. Quando prima Rubini ha accennato al fatto dei trafori sulle Alpi occidentali, bisogna ricordarsi che questa è stata una scelta politica deliberata dell'Italia unitaria che ha spostato deliberatamente il peso degli investimenti, concentrandolo, e vedendo i percorsi delle linee ferroviarie ne abbiamo una plastica rappresentazione, dall'est all'ovest. In questo poi si sono saldati le vicende dopo la caduta della Repubblica di Venezia legate alle scelte politiche asburgiche che hanno svuotato questa città e tutto il nord-est del suo reale potenziale. D'altronde siamo qui all'Ateneo. L'Ateneo è stato protagonista alla metà dell'Ottocento di infiniti dibattiti e di infiniti scontri, perché si erano già resi conto che la politica asburgica era orientata a distruggere la città e tutta la regione circostante. Una vicenda che affonda le sue radici nel mito, ma che travalica nella storia. Qui nella diapositiva di sinistra abbiamo l'utilizzo da parte dei Romani dell'isola di Corfù come base navale avanzata durante le guerre macedoniche, e quella linea tratteggiata rossa che vedete è una dei percorsi che le flotte romane seguivano per chiudere il mare ai Macedoni. Perché? Perché l'alleanza tra Filippo V di Macedonia e Annibale, i cartaginesi, che in quel momento si trovano, Annibale ha appena vinto a Cannae, quindi si trova nella situazione più favorevole. Una delle ragioni per cui Annibale non attacca Roma è che spera di riunire le sue forze a quelle di Filippo V di Macedonia. In realtà il dominio del mare da parte dei Romani riuscirà a frustrare questa ambizione e a salvare Roma. Roma vince. Spesso noi siamo così schiavi di una immagine olografica dei Romani come le legioni e quindi forze di terra. In realtà Roma è stata una grande potenza marittima e ha imposto il suo dominio del mare a tutto il Mediterraneo, ed è grazie al dominio del mare che ha costruito il suo impero. Ma tornando al nostro Adriatico, come accennava Rubini prima, è un mare dalle caratteristiche geografiche molto particolari. La corrente marina è l'unico mare, ecco un'altra delle cose uniche dell'Adriatico, è l'unico mare al mondo che presenta una corrente costante che risale dal canale d'Otranto lungo la costa orientale, risale tutta la costa orientale, gira nel Golfo di Trieste e scende quindi lungo la costa occidentale. E questo già al tempo della navigazione a remi e della navigazione a vela rappresentava un gravissimo vincolo. Bisogna aspettare la navigazione a vapore perché le navi risultino svincolate da questo problema. A questo si aggiunge il doppio regime dei venti, Scirocco e Bora, che sono i due venti dominanti sulla costa, sull'Adriatico, e che entrambi
combinati con questa corrente principale, costringevano sostanzialmente a percorrere la rotta orientale. Ed è la ragione per cui la rotta orientale diventa fin da subito quella essenziale per la navigazione in questo mare. Lo capiscono per primi i grandi navigatori dell'antichità, e cioè i greci, in modo particolare i Micenei. Voi sapete che a Torcello la missione archeologica polacca in primi anni 60 ha trovato un fondaco miceneo. Il mito dei Nostoi, cioè di coloro che tornavano dalla guerra dei Troia, ci racconta di due eroi distinti che navigano in Adriatico con diversa fortuna. Uno è l'Acheo Diomede di Creta, e noi abbiamo una serie di santuari di Diomede sparpagliati sia lungo la costa orientale che quella occidentale, ma il più celebre è senz'altro il troiano Antenore, grazie ovviamente a Virgilio, il quale fonda la nuova Troia sulle rive del Meduacos. Per i padovani ovviamente è Padova, ma noi abbiamo santuari dedicati ad Antenore un po' ovunque in tutto l'Adriatico. Il mito ci consegna l'immagine di una frequentazione che è continua, ed è l'inizio di quella che storicamente noi riusciamo a ricostruire. I primi ad arrivare sono sicuramente i Rodi, o Rodiocoti che siano, e i Focei, che navigano in tutto il Mediterraneo occidentale, in modo particolare in questo suo segmento, questa autostrada liquida che è l'Adriatico. E sono loro che inaugurano le rotte transmediterranee a lunga distanza che collegano il Mediterraneo con il cuore dell'Europa. La Baviera è il cuore dell'Europa oggi, ma soprattutto interconnettono il Levante con quella via che Rubini prima ha citato, che è la via dell'Ambra, che altro non è che un insieme di strade, come le vie della seta sono una serie di percorsi, non è che sia un percorso solo, che collegano il Mar Baltico con il Mediterraneo. In modo particolare arrivano quassù in Alto Adriatico, perché se Monfalcone è il punto più settentrionale del Mediterraneo, è anche il punto più vicino al cuore dell'Europa. Normalmente, come il mito nuovamente ci consegna con l'immagine di Fetonte che cade dal sole, delle sue sorelle che lo piangono sulle rive dei vari rami del delta del Po, dando così le loro lacrime si solidificano e diventano ambra. In realtà l'ambra la portano dal Mar Baltico. Comunque sono gli empori commerciali dell'Alto Adriatico, del delta, da Spina ad Adria in modo particolare. Mare Adriatico prende nome da Adria, città dalla multiforme origine, veneta, antico-veneta, greca, etrusca, e tutto ciò viene messo in interconnessione con il Levante mediterraneo, cioè esattamente quello che faranno i veneziani. I veneziani non fanno altro che continuare una tradizione che è stata inaugurata nel XIII secolo, prima dell'era comune o avanti Cristo come preferite, di questi collegamenti commerciali. Poi arrivano gli ateniesi. Gli ateniesi hanno un altro problema, che è il grano. Il problema standard di Atene sarà sempre il rifornimento alimentare della città, e vengono a prenderselo in pianura padana. Quindi percorrono la rotta orientale, naturalmente con le caratteristiche della navigazione antica, quindi fermandoci ogni notte. Quindi ogni notte hanno bisogno di un porto sicuro. Oltretutto hanno bisogno, sia per sfuggire ai pirati sia per evitarsi le tempeste, attraversano l'Adriatico all'altezza più o meno di Zara e vanno dritti su Ancona. La cattedrale di San Ciriaco era in realtà il tempio di Venere, su cui ardeva un enorme braciere che fungeva da faro ed era visibile fin sull'altra costa, permettendo alle navi la traversata in relativa sicurezza, e approdavano ad Ancona e risalivano fino a Spina e ad Adria per fare rifornimento un po' di tutto. La colonizzazione greca ha lasciato
tracce imponenti della sua presenza. Queste sono le mura dell'Acropoli di Lissos, oggi è la città di Leze o in italiano Alessio. Siamo alla foce del fiume Drin, non distanti da Durazzo, che è stata una delle principali colonie greche all'imboccatura dell'Adriatico, nonché base navale della massima importanza. Sono i greci a inaugurare quella che è una tradizione consolidata di colonizzazione che è mista, mercantile e militare. I coloni sono cleruchi, cioè sono soldati contadini. Questo è un sistema che gli ateniesi insegneranno ai macedoni, i quali lo esporteranno fino alla valle dell'Indo, e basi navali. Il concetto di base navale è fondamentale perché ha una duplice funzione, mercantile e militare, perché la base serve da appoggio ai mercantili e naturalmente per le flotte, per le navi che sono destinate a pattugliare la costa in funzione antipirata. È lo schema che il crollo dell'impero ateniese a seguito della sconfitta nella guerra del Peloponnese non modifica, anche perché viene esattamente preso in carico da una delle potenze vincitrici di quella guerra, che è la Siracusa dei tiranni di Dioniso I e II, i quali non fanno altro che impadronirsi delle basi navali ateniesi e trasformarle in basi navali siracusane. Se noi abbiamo Pellestrina, che pare, secondo il mito, debba il nome alla fossa filistina, e Filisto è uno degli ammiragli più celebri di Siracusa, che arriverebbe fin qua, di questo non abbiamo però notizia certa, però diciamo che i siracusani sicuramente si sono installati lungo tutta la rete di basi ateniesi lungo la costa orientale e sono probabilmente arrivati fin qui, anche se non ne abbiamo la prova. Del resto, le condizioni del mare e del vento, quelle sono. La grecità adriatica permane molto a lungo. Questa è una stele funeraria che si trova sull'isola che noi chiamiamo Lissa e che ci è sicuramente molto nota, che per i greci era Issa, ed era il centro di una rete di colonie presto votate all'indipendenza, che si espande fino sulla costa a quello che è dove oggi sorgono Salona e Spalato. Ed è un mondo, questo greco, che resiste con enorme ostinazione alla pressione illirica, che cerca di sopraffarlo e che trova degli interessati alleati nella sua battaglia. Perché nel passaggio dall'impero marittimo ateniese a quello siracusano si verifica anche un altro fenomeno che è molto interessante, che abbiamo accennato all'inizio, che è quello della supremazia navale romana. Sono i romani che ereditano da Siracusa lo schema di basi navali scaglionate in profondità per il controllo di rotte che sono ad un tempo mercantili e militari, solo che con Roma subentra una nuova caratteristica. Roma non si limita a volere il controllo delle rotte e dei mercati, è assolutamente convinta della necessità di allargare il controllo diretto del territorio per garantire la sicurezza delle coste e dei propri interessi. Tutta la costa dalmata a questo punto è una porta d'ingresso di una vasta regione che si chiama, che loro chiamano, i romani chiamano Illirico, e che arriva fino al fiume Danubio. D'altronde, se la supremazia navale è stata la chiave di volta della sopravvivenza di Roma nel suo momento più difficile, quando dopo Canne Annibale sembra sul punto di voler attaccare con la possibilità di conquistarla l'odiata rivale, è anche vero che, eliminato il pericolo cartaginese e
se non è ancora del tutto eliminato, perché servirà un po' di tempo, quantomeno contenuto quello macedone che pure cerca di arrivare sulle coste dell'Illirico, Roma si trova nella necessità di eliminare la pericolosissima presenza di potentati autonomi illirici lungo la costa orientale, che rappresentano un pericolo e un fastidio insopportabile. Quello che normalmente così non viene notato è che il primo a pensare alla conquista completa della costa orientale e alla proiezione di potenza romana fino alla valle del Danubio è lo stesso Giulio Cesare. Cesare è pronto ad attaccare in Illirico quando alle Idi di marzo del 44 viene assassinato. Ottaviano Augusto a lungo, che gli succederà, ha altri problemi da risolvere, però non appena riesce a raggiungere la tranquillità del potere, si occupa dell'Illirico e lo occupa per intero, riportando le legioni fino alla riva destra del Danubio. Sarebbe magnifico per Roma se a questo punto la situazione fosse stabilizzata, padrona del mare, fortemente collocata nella terraferma, anche perché i romani per prima cosa costruiscono strade, che sono strade militari punteggiate da forti torri, magazzini su cui le legioni possono marciare ad un certo ritmo. Se non che, e quindi a questo punto l'attenzione dei romani si sposta sulla Germania. Ed è una fase di grande espansione dei romani nel cuore dell'Europa, la chiamano Germania Magna, si estende dal Reno all'Elba, perché i romani sono arrivati all'Elba e anche sono passati sull'altra riva ed erano intenzionati ad andare ancora avanti, se non che accade qualcosa. Tutti noi abbiamo presente la battaglia di Teutoburgo nella selva, la distruzione delle 3 legioni di Varo, che sostanzialmente disastro che provoca un cambiamento di direzione nella politica romana. Viene abbandonata la linea dell'Elba e i romani si ritirano sulla meno logica, da un punto di vista militare e geografico, linea del Reno. Quello che però così sfugge è che i romani in quel momento, quando Varo cade nell'imboscata di Teutoburgo, sono impegnati da 3 anni in una guerra ferocissima nell'Illirico. Questa esplode, è una rivolta di tutte le popolazioni illiriche, di gente che ha prestato servizio militare nelle legioni, che sa benissimo come combattono i romani, come pensano i comandanti romani, come reagiscono i soldati romani, e questo gli dà un vantaggio enorme. È quello che succede anche a Teutoburgo. Arminio è il comandante di un'ala di cavalleria equitata di Cherusci, che sono reduci dall'Illirico, e tutta gente, e il padre di Arminio è dall'altra parte. E addirittura suggerisce così e implora Varo di non seguire il figlio, perché il figlio gli sta preparando una trappola. È una cosa così che appare sorprendente. Varo invece si lascia convincere e finisce diritto nelle fauci del leone. Ma i romani stavano, quando scoppia la rivolta illirica, stavano per completare la più grande operazione che avessero mai concepito. 2 eserciti, uno partito dal Reno e l'altro dal Danubio, che si dovevano congiungere ed erano ormai a una giornata di marcia l'uno dall'altro nella foresta morava, per annientare Marobodo e i suoi quadi. Finita questa operazione avrebbero assolutamente saldato la linea dell'Elba con quella del Danubio. Questo non fu possibile perché un giorno prima che questo avvenisse arrivò da Roma un ordine tassativo a Tiberio, che gode di pessima fama
giustamente bisogna dire come imperatore, ma è stato probabilmente uno dei più grandi comandanti romani che sia mai esistito. L'unico che veramente non abbia mai perso sul campo di battaglia. Tiberio viene costretto a tornare indietro e a occuparsi dell'Illirico. È una rivolta che cambia i connotati dell'impero e il futuro di questa zona e dell'Adriatico. Perché a questo punto l'Illirico diventa, per dire, tutti noi siamo affascinati dalle storie sul limes renano, ma è il limes danubiano quello su cui Roma concentra sempre la stragrande maggioranza delle sue forze e che è decisivo per l'impero. Quando l'impero si avvia al collasso, è in questa zona che emergono i grandi imperi, chiamiamoli così, barbarici o dei nuovi popoli, Visigoti, Unni, Ostrogoti, in seguito Longobardi, Avari e Slavi, e tutti vogliono la costa orientale, perché la costa orientale adriatica è la porta dell'Illirico e dell'Italia, è il punto attraverso cui si controllano le rotte transmediterranee, perché l'Adriatico è la via d'acqua fondamentale tra Occidente e Oriente. Lo è stato in passato, lo continua a essere in questo periodo, e non a caso sulle sue rive germoglia una nuova nazione che compie una scelta fondamentale. Non avendo terra, essendo debolissima ed appoggiata in qualche modo a quella serie infinita di paludi che da Ancona arriva fino a Monfalcone, cosa fanno? Ma insomma, noi non abbiamo terra, non abbiamo niente davanti a noi, scelgono di diventare una potenza marittima, di diventare uno stato marittimo. E notate bene che non si diventa marinai perché si nasce su una spiaggia, è perché te lo insegnano. E questa cultura marittima viene trasmessa nel tempo, e se non viene trasmessa nel tempo si perde. E la storia di Venezia è esemplare in questo senso. A questo punto la storia dell'Adriatico diventa quella di Venezia, perché Venezia, che è erede di Altino, di Aquileia, di tutti questi traffici dei Micenei, degli Ateniesi, di Siracusani, di chiunque si sia avventurato in questo mare, si trova nella necessità di garantirsi il controllo di questa benedetta rotta orientale, perché le condizioni della navigazione sono sempre le stesse. Ed è per questo che nell'anno 1000, per risolvere definitivamente la questione, quello che probabilmente è il più grande doge, o uno dei più grandi dogi che Venezia abbia avuto, e cioè Pietro II Orseolo, arma una flotta, passa dall'altra parte, arriva giù fino alle odierne bocche di Cattaro e sottomette tutta la Dalmazia, perché questo è essenziale per Venezia. Da questo momento noi potremmo dire che nasce la dottrina Orseolo, che è la dottrina geopolitica fondamentale della storia veneziana, perché mai Venezia, nonostante il passaggio del tempo, delle personalità, il cambiamento del quadro geopolitico generale, nessun governante della città defletterà mai dalle linee che Pietro II Orseolo tracciò nell'anno 1000. E queste linee erano essenzialmente queste. L'Adriatico è il Golfo di Venezia, è il nostro mare, è il giardino di casa, è casa nostra e noi dobbiamo controllarlo. Per controllarlo noi dobbiamo avere il controllo della costa orientale dove si naviga. Questo significa che dobbiamo avere una catena di basi navali scaglionata lungo tutto il percorso della costa, da casa vera e propria, cioè da Venezia, giù fino alla foce del fiume Drin, là dove si trovava Lissos, e di fronte sceglieranno Corfù come base navale principale e sede della loro flotta, perché da lì avevano le chiavi dell'Adriatico. Sarà la costante geopolitica di lungo periodo strutturale di ogni governante veneziano. Giovedì 20, alla stessa ora,
parleremo di come da Pietro II Orseolo questa cosa arriva fino alla fine della Repubblica. Grazie Federico, sintetico. Sì, tra le suggestioni che prima ho scordato di citare, il fatto di quanto poi in altre occasioni ti ho sentito parlare, rimarchi sempre come la liquidità del pianeta sia stata fondamentale nella storia. Siamo in un pianeta che ha un rapporto di 70-30 tra terra emerse e superficie acquea. Nell'emisfero sud è 80-20, ma nell'emisfero nord è 60-40, quindi è ancora minoritario la superficie di terra. Prima cosa, e di come poi le culture, c'è una geografia delle culture, anche questa è una branca, sia molto marittima, voglio dire, c'è un'area di casa, di cultura comune tra le due sponde dell'Adriatico, così come c'è una cultura tirrenica, no? C'è una cultura tirrenica che unisce la Toscana, la Liguria, la Corsica, la Sardegna, la Catalogna. Anche lì c'è area di casa, la struttura delle case, la cultura alimentare, la cultura materiale, così in Adriatico. Ma per tirarla un po', si può anche dire che c'è una cultura atlantica tra le coste della Gran Bretagna e Irlanda e le coste degli Stati Uniti settentrionali. E forse anche, non so se la tiro troppo, una cultura indiana nell'Oceano Indiano tra la costa africana e l'India. Cioè, naturalmente questo soprattutto nelle culture tradizionali, adesso chiaramente globalizzazione e quant'altro ha mescolato un po' tutto, però è vero che l'acqua più che la terra unisce e unifica culturalmente, questo sicuramente. Ecco. Vogliamo adesso dare... Naturalmente adesso siamo qui a vostra disposizione se avete curiosità, domande, contestazioni ferocissime. Beh, nell'attesa una piccola osservazione, tu così eri stato un po' timido nella questione di una cultura comune dell'Oceano Indiano e invece è assolutamente vero, tanto è vero che quando Vasco da Gama arriva sulla costa africana dopo aver doppiato il capo che allora si chiamava Capo Tempestoso, che poi diventerà di Buona Speranza, si va alla ricerca di un pilota che gli permetta di attraversare l'Oceano Indiano, perché i portoghesi non sanno mica come arrivare in India, hanno così informazioni che hanno raccolto via via, ma in sostanza gli manca la possibilità di tracciare una rotta, oltretutto in aperto mare. E saranno alcuni piloti arabi che normalmente facevano la spola tra Calicut appunto e quella che oggi è Zanzibar a fornirgli la chiave per riuscire ad attraversare l'Oceano Indiano. Quindi è questo perché questa rotta era battuta da secoli dagli arabi, dagli indiani sicuramente, ma anche in precedenza, perché prima abbiamo accennato le vie della seta, ma il periplo del mare Eritreo è un libro greco del primo secolo, a cavallo insomma del primo secolo dell'era comune, in cui ci narra come dall'Egitto si possa arrivare via nave in India e udite, udite, ad Alessandria d'Egitto c'erano monaci buddisti, come fossero arrivati è evidente via mare, seguendo il periplo del mare Eritreo. Quindi in realtà noi crediamo spesso così di tracciare vie nuove e di essere scopritori di chissà che percorsi originali. Non c'è un solo percorso che gli antichi, che noi facciamo, che gli antichi già non battessero. Con i loro ritmi magari, perché il buon Marco Polo si ferma un anno perché avevano dei problemi di dogana che non riuscivano a risolvere. Quindi insomma andavano così tranquillamente. Però in realtà arrivavano, andavano e spesso tornavano. Non sempre, perché magari così gli succedeva qualcosa durante il viaggio. Grazie, buonasera. Venezia anche aveva il suo punto dove i piloti venivano presi a bordo per entrare in laguna, giusto? In Istria. Sì, ma addirittura quello che i nostri amici del porto definiscono punto di rottura del carico era Corfù,
dove spesso e volentieri le merci venivano trasbordate e affidate ad altre unità, altre navi che risalivano l'Adriatico. Non sempre questo, però accadeva piuttosto di frequente, e per navigare lungo la costa orientale ricorrevano dei piloti. Prima ancora di entrare in laguna, e quantomeno i piloti li imbarcavano, a dir la verità, in Istria, direi a Cittanova Capodistria, ma lo facevano anche a Corfù, veniva fatto anche a Corfù. Tanto è vero che, e questo è così un aneddoto abbastanza interessante, quando nel 1797 il capitano di vascello Bourdet, con i suoi 2 brigantini e 2 altre navicelle abbastanza miserelle, arriva a Corfù perché deve ricongiungersi con Napoleone a Venezia, si ferma a Corfù appunto e chiede all'improvvido Carlo Aurelio Wittmann, che in quel momento è provveditore generale da Mar della Repubblica, cioè comandante della flotta e comandante del riparto del Levante, piloti per poter risalire l'Adriatico e andare a Venezia. E questo simpatico Wittmann, la cui memoria non sarà mai sufficientemente maledetta, gli fornisce da mangiare, da bere e anche i piloti per arrivare a Venezia, e saranno le navi che poi arriveranno qui in bocca di porto, e così generando il panico. Quindi era una prassi comune quella di imbarcare i piloti anche già a Corfù per arrivare su, dopo per ovviamente attraversare l'Adriatico e entrare in laguna fino a un certo punto, perché li fermavano a Poveglia normalmente, perché Poveglia era una zona di quarantena dove gli facevano fare la quarantena. Qua dipende insomma dal periodo, perché stiamo parlando, maneggiando secoli come se fossero settimane, ma bisognerebbe, comunque normalmente sì, succedeva così. Ecco. E quindi il Lazzaretto Nuovo, poi che l'hanno fatto invece dai parti di Sant'Erasmo Certosa? Perché normalmente allora bisognerebbe precisare cronologicamente la questione. Allora, la bocca di porto di Lido è stata utilizzata prevalentemente fino a un certo momento, cioè fino a quando le navi avevano un tonnellaggio e quindi un pescaggio che gli permetteva di passare di là. Questo non sarà sempre vero. Punta Sabbioni si chiama così perché le sabbie del Piave finivano per accumularsi lì davanti, creando una zona di bassi fondali e costringendo le navi a una rotta viziosa che seguiva il fondale. Per questo Malamocco, che è molto più profonda, verrà preferita. Non a caso la bocca di porto del porto è Malamocco ancora oggi. E quindi le navi entravano prevalentemente da Malamocco e si fermavano a Poveglia. Il lazzaretto vecchio era in posizione migliore rispetto a quello nuovo, che era chiaramente decentrato. Però bisogna tener conto che quando viene realizzato il lazzaretto nuovo non c'è più lo spazio che c'era in precedenza, quindi non è che potessero sistemarlo ovunque, perché tutte le isole tra il lazzaretto vecchio e Poveglia erano in qualche modo occupate, perché i veneziani avevano installato, come chi segue il corso di sanità di Venezia sa bene, avevano realizzato sulle isole degli ospedali. Quindi per la quarantena, che era delle merci e delle persone, serviva uno spazio maggiore e quindi lo hanno realizzato lì. In ogni caso non era una soluzione granché funzionale,
Però ebbe successo anche perché ormai Sant'Andrea era occupata da una fortificazione, San Nicolò di fronte aveva un'altra fortezza enorme, tra l'altro abbiamo alcune foto degli anni 30 prima che costruissero il Nicelli che ce ne danno conto di quanto grande fosse, e quindi ci sono delle esigenze. La parte Sant'Elena Castello era occupata dall'Arsenale che ormai si era quasi completamente sviluppato e non c'erano molte altre alternative. Grazie. Prego. Hai sentore di quello che diranno i nostri amici del Porto? Penso che andranno sull'attualità e sull'oggi, insomma, o no? Sì, allora questo corso che è articolato su 3 lezioni, noi nella prossima esamineremo l'Adriatico dei Veneziani dall'anno 1000 sostanzialmente alla fine della Repubblica, e a questo punto si comincerà a parlare del porto. Interverrà appunto il segretario generale dell'autorità portuale e in quello successivo il presidente del Propeller Club, che è l'avvocato Anna Carnelli, e Francesco Zampieri, che ci parlerà di questioni geostrategiche legate all'Adriatico. Quindi parleremo delle problematiche portuali a cui un po' così adesso ho accennato, perché il problema dei bassi fondali è un problema che ha interessato la storia veneziana in misura drammatica, perché voi dovete tener conto che il porto di Venezia com'era e l'Arsenale come grande costruttore di navi entrano entrambi in crisi nel momento in cui i vascelli entrano in produzione, i vascelli da 1600 tonnellate di stazza. 1600 tonnellate di stazza. Quindi siamo circa alla metà del 600, poco prima. E questo perché non ci sono fondali sufficienti che siano in grado di far muovere questi vascelli. Si inventano i veneziani quel sistema che importano da Amsterdam che chiamano il cammello. In pratica il vascello viene costruito in arsenale, però non viene armato, cioè non viene dotato di alberi e di tutte le sue, in modo che sia il più leggero possibile. Lo appoggiano su questo cammello, come lo chiamano loro, che è in pratica un sistema di zattere che lo tiene sollevato e lo portano fuori o al sorgitore di Piave o a quello di Pettirosso che è a Malamocco, e lì in mare aperto viene ancorato. E lì il grande vantaggio di questi 2 sorgettori è che i fondali sono in argilla, quindi eccellenti tenitori per le ancore, perché devono essere ancorati questi vascelli in alto mare. Vengono ancorati e lì vengono finiti. Ora voi capite che il sistema è olandese perché ad Amsterdam si trovano di fronte a un enorme problema perché c'è il Pampus davanti ad Amsterdam, al porto di Amsterdam, che è un basso fondale sabbioso che separa lo Zuiderzee dal mare del Nord, e quindi si erano inventati questo sistema, ma come voi sapete Amsterdam non è più un porto da molto tempo, e in effetti il porto dell'Olanda è Rotterdam, che sorge sul delta del Reno, e anche lì insomma hanno dovuto scavare, perché scavare è un problema che noi veneziani così pensiamo che riguardi solo Venezia, ma in verità riguarda tutti, tranne qualche caso particolare. E in ogni caso con le navi che girano adesso, qua anticipiamo quello che verrà detto da altri più addentro alle questioni, non c'è praticamente porto al mondo che sia in grado di ospitarle, per cui bisognerà pensare a qualche soluzione radicalmente innovativa che verrà sicuramente illustrata con dovizia di particolari, per cui tornate, perché qua dalla storia. Ecco, per concludere si può dire che insomma la piattaforma continentale unisce Amsterdam e Venezia. Avete visto prima in quell'immagine che la Gran Bretagna era attaccata, è una piattaforma continentale anche quella di fronte all'Olanda, questo voglio dire, e i bassi fondali sono figlie di questa piattaforma, di questi mari poco profondi. Punto di forza o punto di debolezza? Sicuramente per i tonnellaggi attuali sarà difficile.
si parla di porto d'altura, da questo punto di vista un porto fuori dalla laguna forse si avvale del fatto di avere bassi fondali, perché difficilmente su mari molto profondi, e questo torna a essere un elemento di forza, ma questo è un'altra storia. E puoi appoggiarci i piloni, che so, di un ponte su cui far viaggiare i treni, per esempio. Qua si scatenerà il dibattito per il prossimo secolo e l'Ateneo Veneto sarà testimone. Grazie a tutti voi.